Cari telespettatori, eccoci insieme. Un capitolo molto interessante perché riguarda i pubblici esercizi, la ristorazione e lo realizziamo in virtù di una collaborazione con Confcommercio Veneto. Il tema è importante, purtroppo di estrema attualità, perché in virtù di DPCM recentissimo sono stati toccati anche i pubblici esercizi, ai noi. Questo compromette un andamento economico strategico, compromette naturalmente anche la qualità delle nostre vite, ma tant'è. Per la salute bisogna effettuare dei sacrifici. Poi però le categorie economiche coinvolte bisogna vedere come la pensano e se sono in grado poi di affrontare certi sacrifici se non hanno in qualche modo un aiuto da parte dello Stato che sembra non essere possibile dare effettivamente, nei fatti, non a parole. Ma con noi in studio adesso vi presento subito i nostri interlocutori perché l'approfondimento va più in là in virtù delle nostre presenze, quindi professor Franco Tagliapietra, ben arrivato, che è docente ma anche presidente del corso di studi di laurea in Scienza e Cultura della Gastronomia, Università di Padova. Molto interessante la questione, lei ci spiegherà di che cosa si tratta e vedremo come si innesca in questo dialogo che effettuiamo a tre, perché l'altra nostra interlocutore, anzi prima le donne, l'altra nostra interlocutrice che è di Confcommercio Veneto, presidente FIPE Treviso, Federazione Pubblici Esercizi sostanzialmente, è Dania Sartorato. Grazie anche a lei di essere qui con noi presenti. Passo invece all'operatore del settore, chi ha le mani in pasta nei vari cibi, che è Pier Giorgio Siviero, Lazzaro 1915 il ristorante, il ristoratore, Padova, è in Padova sostanzialmente. Buonasera. Dicevamo prima, l'appendice estrema del territorio padovano. Siamo al confine tra Venezia e Rovigo. E quindi siete multiculturali da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, Presidente, tocca a lei aprire i giochi. Sì, perché diciamo che lei rappresenta la categoria che è stata coinvolta fin dall'inizio, adesso di nuovo tornate in ballo. Qual è la situazione? È una situazione che è iniziata a metà primavera con appunto una chiusura che non è stata inferiore ai 69 giorni, quindi prima di almeno 70 giorni abbiamo chiuso tutti quanti, c'è chi poi ha procrastinato la riapertura per l'adeguamento ai presidi richiesti. Comunque l'apertura integrale è stata dal 18 di maggio e quindi già una categoria pesantemente colpita con gravi perdite nei fatturati, che sono stati recuperati solo parzialmente con un andamento della stagione estiva anche mediamente buono, a seconda poi delle località, se di mare, se di montagna, se collina, se con una identità geografica specifica. I centri storici hanno patito un po' di più rispetto alle località turistiche per eccellenza. Però ecco, c'erano dei segnali di ripresa, non di saldo positivo insomma, del fatturato rispetto all'anno precedente, ma comunque c'erano dei segnali di ripresa fino al mese scorso. Anche se alcuni non hanno riaperto però. Non tutti hanno riaperto. Ci sono dei comparti della ristorazione che sono stati colpiti in maniera molto pesante, uno fra tutti è la banchettistica, che ha sofferto il rinvio di tutte le cerimonie da primavera all'autunno e che adesso è rimasta castigata di nuovo perché nel giro, in maniera tanto repentina quanto preoccupante, sono arrivati una serie di decreti ministeriali uno dietro l'altro che stiamo ancora cercando di interpretare veramente, e chiaramente questo ha fatto slittare di nuovo al 2021 i festeggiamenti veri e propri e ha ridotto magari il numero degli invitati o addirittura proprio rimandato di nuovo appunto all'anno prossimo. Che tutto sommato siamo in un territorio dove non si fanno banchetti da 400 persone come in altre parti d'Italia, per cui magari uno dice vabbè lo posso fare lo stesso, però ti va a rovinare i progetti sostanzialmente. E ne avevate e ce n'erano? Sì, ce n'erano sabato e domenica scorse, c'erano locali che erano pieni con matrimoni, insomma eventi di 70, 80, 100 invitati. Ecco, però entrando poi nel merito specifico, era possibile garantire, visto che tra l'altro i matrimoni ci sono stati dei focolai anche proprio recenti, purtroppo matrimoni e funerali sono stati due casi, era possibile effettivamente garantire quando in queste occasioni rivedi la zia e la zia la saluti e ti avvicini all'amico e l'amico, perché sembrano tutti sani, no? Queste persone sono tutti, fanno parte di un certo giro e lo conosco bene, malato non è. Quindi cadono tutte le difese e vi trovate poi coinvolti voi? Di solito comunque sì, noi siamo sempre coinvolti, però
Però è anche vero che insomma se si riesce in qualche maniera a indossare la mascherina il più possibile, di solito le persone anziane sono le prime a stare molto più attente perché sanno di essere più esposte e quindi tendono a non andare ad abbracciare per primi tutti gli altri invitati più giovani. Comunque sono stati proprio appunto ridotti i numeri perché bisognava fare con un massimo di 30 invitati le cerimonie, diciamo così, religiose e quindi non è stato comunque possibile fare per tanti colleghi che hanno comunque appunto dovuto fare delle scelte dall'oggi al domani con gli sposi in ansia perché comunque ormai gli inviti erano evidentemente partiti, addirittura c'erano le celle con i prodotti in consegna perché ormai gli ordini erano stati fatti. Quindi situazioni che hanno generato molta confusione e di conseguenza anche uno stato d'animo di incertezza che sicuramente non favorisce la situazione. Ecco. Quindi restando all'ultimo diciamo, DPCM, perché ormai appunto bisogna aggiornare quasi ora per ora, la situazione è questa, ad oggi siamo alle prese con l'individuazione del numero massimo di persone che possiamo ospitare contemporaneamente nei nostri locali e questo numero andrà esposto in un cartello che adesso sta già girando, insomma l'associazione di categoria si è attivata subito e quindi tutti lo stanno ricevendo, tutti i nostri associati. Il numero ognuno lo deve calcolare, ogni gestore lo deve calcolare nel proprio locale sulla base di metriche a disposizione, considerando il mantenimento delle distanze minime tra i tavoli, del passaggio dei camerieri e quindi ogni locale dovrà fare il proprio calcolo e quello sarà il numero massimo di persone che potrà contemporaneamente ospitare. Tenendo conto che 6 e non più tavoli, quindi da 6 massimo. E che chiaramente però sedendosi poi in tavoli da 2 o persone singole, chiaramente poi ci sarà un numero inferiore, quindi il numero massimo è proprio il numero massimo perché poi se i gruppi sono più piccoli si possono ospitare meno clienti. Ecco, per quanto riguarda gli avvicinamenti, che ci sono state situazioni dove hanno messo una persona appiccicata all'altra, anche lì ci deve essere un distanziamento ai tavoli, avete delle direttive? Il distanziamento di almeno 1 metro, sì, va mantenuto e di solito non è difficile perché in realtà i tavoli fanno normalmente 80-90 centimetri, per cui non è già con lo spazio delle sedie, delle persone sedute alle sedie, 1 metro si raggiunge facilmente. Quindi la distanza di 1 metro non è difficile da mantenere. E poi evidentemente così l'attenzione anche del cliente, qui serve sempre sollecitare appunto la collaborazione tra gestore e cliente perché quando ci si alza dal tavolo bisogna indossare subito la mascherina di nuovo, quindi proprio il tempo di cenare e poi insomma quando si va in toilette bisogna Ma uno avrebbe dovuto prenderci l'abitudine, visto che siamo teoricamente tutta l'estate che si va avanti così, per cui non dovrebbero esserci problemi, la giro a chi opera sul campo, cosa ne dice Siviero? Allora, di base io ho sempre una visione, tra virgolette, tenendo conto che il periodo è drammatico, ho sempre una visione verso la positività e quindi trovare nel momento storico uno stimolo a ricercare qualcosa di nuovo per le nostre aziende. Per ciò che riguarda la mia azienda in particolare, ma le posso assicurare che anche con molti colleghi che io ho conoscenze abbastanza eterogenee nel territorio italiano, quindi parliamo di persone che vivono, seppur nella stessa nazione, situazioni completamente differenti. Come diceva lei, no? L'approccio alla ristorazione al sud Italia è completamente diverso dal nostro approccio. Ma l'occasione, da un paio d'anni noi cerchiamo di perseguire una ristorazione, io l'ho denominata sostenibile, e questa ristorazione nasce dall'idea di guardarsi intorno nel territorio circostante e cercare di investire su quello che sono le piccole aziende, i produttori, gli allevatori, e il Covid ha accelerato questo passaggio che era, diciamo, sperimentale per la mia azienda e che è ormai diventato quotidianità. Mi spiego meglio. Se pensiamo al Covid oggi, pensiamo sicuramente uno dei grandi limiti per noi
nella tragedia stessa è stato quello della non più libertà di movimento. Guardarsi intorno quindi nel territorio circostante ti dà la possibilità di creare un'esclusività e rafforzare la propria identità di ristoratori, e penso che sia un punto, diciamo, nuovo di investimento per guardare la ristorazione locale in maniera futuribile. Quindi io sto ragionando da questo punto di vista qua. Quindi lei non la vede così male, dice cambiamo prospettiva, vediamo invece di una cosa molto più cucita, una specie sartoriale a questo punto. Sì, aggiungo anche, magari potrebbe essere anche qualcosa di scomodo che sto dicendo. Dopo se c'è intervenire il professore, perché ha tirato fuori diversi punti di cultura, no, della gastronomia. Dica. No, faccio un piccolo pensiero, che ultimamente le limitazioni ai protocolli hanno falcidiato, come diceva la Presidente, molte aziende. Soprattutto io ho sentito molti colleghi, anch'io, che basano il loro core business sul pranzo, sulla banchettistica. Però devo dire la verità, io preferirei avere molti più controlli sulle aziende, e l'occasione potrebbe essere quella di creare un profilo di meritocrazia. Noi parliamo sempre di meritocrazia in Italia, poi alla fine sì, è quella che poi resta sempre fluttuante, e premiare quelle aziende che investono in maniera corretta in questi protocolli, quasi con un bollino, io dico un bollino verde, no? Legato alla speranza, e limitare magari chi invece non rispetta le regole e magari bloccarlo proprio per una sicurezza della comunità e un aumento della professionalità del nostro lavoro. Questo è un pensiero che faccio io. Su queste riflessioni ho toccato diversi punti, professore, che poi si rilacciano un po' al discorso generale che la Presidente faceva. Questo è il problema, ma vediamo, perché poi si cercano le soluzioni, perché nulla si può fare, no? Sì, si dice, si parla spesso dell'importanza della cultura. Spesso questo termine è un po' un termine vuoto, non capiamo bene cosa vuol dire e non diamo spesso il valore della cultura. Per esempio, in questa esperienza Covid che stiamo vivendo rischiamo di perdere un tessuto fatto di ristoratori che hanno un'esperienza storica, culturale grandissima e che porta avanti una biodiversità anche di prodotti e di risorse del nostro territorio. Quindi io credo che per l'ambito gastronomico questa emergenza sia estremamente grave, non semplicemente perché perdiamo delle realtà economiche, perché però, ovviamente siamo tutti d'accordo che è importante il lavoro e preservare quindi anche la ricchezza del territorio economica, ma proprio perché rischiamo di perdere anche degli aspetti culturali. Forse mi allontano un po', ma tanto per dare un'idea dell'importanza dell'aspetto della cultura. A me piace portare l'esempio del bambino, del neonato. Sì. Il neonato, ormai è dimostrato, le neuroscienze ci dimostrano che il neonato sa contare, sa cos'è il numero, sa che ci sono un io e c'è un diverso da me. E quindi nel suo primo atto del bere il latte, di ricevere il latte, quindi di consumare, sta vivendo un'esperienza sociale, sta vivendo un'esperienza di socialità con propria mamma. Ecco, ogni volta che noi entriamo in un bar e beviamo un caffè, dentro di noi, in qualche parte, c'è questo ricordo, no? Questo risveglio di questa cultura. E quindi questo bere il caffè non è semplicemente un nutrirsi o un consumare una sostanza alimentare, ma è proprio un evento culturale, un evento che riprende tutta la nostra società, è un'espressione di socialità. Quindi lei dice perdere l'opportunità di andare al ristorante anziché in un'altra cosa, è un perdere anche un fattore, qualcosa che ti coccola, ecco, in è certo un'esperienza culturale, ma è un'esperienza culturale forte, anche sì, che risveglia tutto il nostro essere.
Per cui non è così banale, ecco, non va banalizzato, no? Chiudiamo i bar, chiudiamo i ristoranti, è un dovere. Sì, stiamo rinunciando a qualcosa. Siamo consapevoli che risolviamo a un'esigenza di socialità, un'esigenza di... Possiamo ammalare forse una parte di noi che... Ecco, grazie. Proprio questo è il punto. Possiamo rinunciarci per un breve periodo, la famosa emergenza, ma bisogna uscire poi rapidamente da questa emergenza. Ma c'è questa consapevolezza, secondo lei, in chi prende il livello decisionale di questo, o viene preso con una certa superficialità? Perché io dico sempre, se uno non vive certe situazioni, perché? Perché non le può vivere, perché economicamente non ha quel problema. Perché a mangiare fuori ci va perché per lavoro ci deve andare comunque con tutte le cautele del caso, perché quell'esperienza culturale, cioè chi ci governa, bene o male, vive in un altro mondo. E quindi certe situazioni, chi ci governa e chi lo circonda, perché poi alla fine sono tutti soggetti di un certo tipo di elite, possono sottovalutare questa questione. Dopo entro nel merito specifico della categoria che dice terra a terra, io qua chiudo, altro che qua stiamo parlando di mangiare, di poter mangiare io, non di essere addirittura coccolato. Ma io personalmente credo che tutti quanti rischiamo di sottovalutare il ruolo della socialità. Spesso si criticano i giovani che manifestano questa esigenza, loro perché ne hanno un bisogno grande di socialità e quindi forse per noi questa esigenza è minore. Quindi ecco, abbiamo percezioni diverse. È evidente, credo che sia evidente che attualmente bisogna rispettare le regole, c'è una priorità nella salute pubblica, ma quando entriamo in un ristorante mi piace ricordare che abbiamo diversi bisogni che stiamo esprimendo, un bisogno di mangiare qualcosa, di bere qualcosa, un bisogno di, chiamiamola, di novità, un divertimento, un piacere, una cosa nuova, ovviamente è un bisogno di socialità. Ecco, questi sono tutti bisogni che se non riusciamo a soddisfare, in qualche modo riemergono in altre forme, si cercano altri luoghi di socialità. I giovani fanno questo. Quindi non è sufficiente, voglio dire, chiudere i locali per risolvere un problema reale che abbiamo, quello del distanziamento sociale. È necessario trovare in tempi brevi altri modelli di socialità, altri modelli di incontro che possano essere compatibili con questa emergenza. E come si innesca il discorso che diceva invece il signor Siviero di trovare invece i ristoratori un modo diverso di trasmettere anche un messaggio di cultura della gastronomia? Io credo che i nostri ristoratori in questo siano molto bravi e molto preparati e abbiano le risorse per innovare in questo momento. È chiaro che siamo nella fase di emergenza e adesso mascherina e non c'è molto altro, credo, ognuno trova la propria strategia di intervento, ma all'interno di questi limiti di legge. Bisogna già pensare, come diceva il ristoratore, al dopo, bisogna pensare al fatto che non credo che possiamo illuderci di tornare a un vecchio modello. Ci saranno nuovi modelli. Quindi fa bene fare queste riflessioni? Assolutamente, è adesso che vanno fatti, è adesso che bisogna pensare a come affrontarli dopo la pandemia. Però, faccio a lei la domanda, poi magari, se il ristoratore Tizio, anziché il ristoratore Caio, mi offre un'esperienza emozionale, gastronomica di un certo tipo, prezzi accessibili a seconda del target, perché se ovviamente l'esperienza è uno stipendio, in questo momento non ce n'è, ma accessibile, e quindi io entro in una specie di campana esperienziale emozionale, che so che andando lì mi stacco dalla mia quotidianità, a prescindere che sia con mia moglie, mio marito, i pochi intimi, no, della famiglia, non la grande socialità. Questa esperienza è già pagante ed è quella che ti spinge a uscire dal tuo guscio. Quindi forse è questo lo sforzo in più, e questa è la domanda che giro a lei principalmente perché è studioso del settore, ma poi la giro anche alla Presidente per capire forse il passo in là. Perché parlando con molte persone, no, non vado a mangiare fuori la pizza, no, non vado al ristorante perché è una scocciatura, perché varie ragioni, perché poi ho paura.
Però se tu dici guarda vado in quel posto a fare quel tipo di, provare quell'emozione, perché il cibo ti trasmette emozioni, c'è poco da fare, lo fai anche a due, anche a coppia, e ci sono tanti, e anche giovani tra l'altro, che queste esperienze a coppia lo vanno a fare, quindi secondo me è anche un passo in là. Mi dica, dopo andiamo in pubblicità. Sì, assolutamente. In passato il ristoratore ha dimostrato di creare nuovi modelli, penso al modello dello spritz, al modello che riescono a seguire. Già socialità, perché gli puoi dare via, vabbè, quella sostanza rossa senza fare pubblicità con un po' di acqua frizzante, che esperienza emozionale è la socialità, torniamo alla socialità, ma lo spritz particolare con qualcosa lo vuoi fare anche da solo, perché ti stai gustando un momento esperienziale, quindi può essere una leva per crescere. Sì, ma infatti ci dimostrano insomma che il cibo è un evento sociale, lo vogliamo vivere quindi assieme agli altri. Adesso condividere. Condividere assieme agli altri. Forse dico una banalità, ma qual è l'unico momento della nostra giornata in cui nessuno si è sognato di creare un limite nell'uso della mascherina? Quando siamo a tavola. Per forza di mangiare. Quando siamo a tavola nessuno ha proposto di mangiate e dopo aver mangiato di mettere la mascherina. Aspetti, non lo dica forte, aspetta che non vorrei dare delle brutte idee, se... ma questo ci dice forte di come siamo tutti d'accordo come società che al momento al tavolo sia un momento fondamentale. Non ci nutriamo solo di sostanze nutritive, io mi occupo anche di aspetti della nutrizione, ma è proprio ci nutriamo di socialità. Allora io interrompo un attimo, dopo ti passo la parola, prima a lei Presidente che tocca a lei, dopo anche a lei su questo tema qui. Pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo con voi.